Si terrà martedì prossimo, 11 luglio alle 20:30 a Villa dei Cedri di Valdobbiadene, la prima delle due serate dal titolo Insieme per l'UNESCO, dedicate a turismo e ambiente, in relazione alla candidatura delle colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene a sito patrimonio dell'umanità. In particolare il primo appuntamento sarà dedicato al turismo e all'economia, che questo riconoscimento porterà alla zona da sempre vocata al miglior vino della Marca. E ci sarà anche l'intervento del rappresentante dei paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero Monferrato, racconterà la loro esperienza. È un sito riconosciuto dal giugno 2014, un esempio di come potrà essere il futuro per le colline trevigiane, sempre più chiamate, oltre alla qualità nella produzione del superiore di Conegliano e Valdobbiadene, anche a una ricettività di livello per il turismo che il riconoscimento UNESCO stimolerà ulteriormente. Un'occasione unica da sviluppare in collaborazione tra tutte le istituzioni, le aziende e la popolazione di queste terre. Per questo la serata è aperta a tutti, dai cittadini agli amministratori agli operatori del territorio. Direi che è una grande opportunità per parlare della promozione poi del turismo. Non dimentichiamoci ovviamente che la più vecchia strada dei vini in Italia è quella del Prosecco, quella del vino bianco del Prosecco, che va esattamente da Conegliano a Valdobbiadene. Quindi è un'opportunità per parlare di promozione turistica ma anche di economia, in un contesto nel quale abbiamo questa candidatura da patrimonio dell'umanità dei 15 comuni che rientrano nell'area della diocesi del Prosecco.